10° anno per questa meravigliosa manifestazione che celebra il vostro pane. È il 10° anno, sono 10 anni di grande soddisfazione, 10 anni di gioia, 10 anni che hanno dimostrato che quando si fanno manifestazioni di questo tipo, volte a valorizzare le tradizioni locali, la cultura, i prodotti, la voglia di stare insieme, il piacere, il folklore, non possono che essere ingredienti fondamentali per il successo, per fare cultura, per fare un salto nel passato, ciò che purtroppo oggi manca, tutto ciò. E poi insomma questo pane è famoso ormai. Il pane sicuramente è l'ingrediente principe di questa grande manifestazione che ormai ha oltrepassato ampiamente i confini provinciali e direi anche regionali, il buon pane di Loreo, caratteristico per il piacere, per il gusto, per la forma, qualcosa che lo contraddistingue da tutti gli altri, per cui vi consiglio vivamente, assaggiate il buon pane di Loreo. Anche la cittadina si presta molto bene a questo tipo di manifestazione, una cittadina tra presente e futuro direi. È una cittadina tra passato. È passato, giustamente, direi, io lo dico senza timore di smentita, è l'antica capitale del Delta del Po. Le tradizioni, la cultura si fondono insieme per dare attraverso gli esempi di architettura che vediamo nel paese, sicuramente lo splendore di questa città lo deve al periodo proprio favorevole in cui la Serenissima aveva conquistato ampi territori in Italia, ma lo deve soprattutto anche nell'aver saputo seguire i tempi, diventare anche un punto di riferimento di sviluppo turistico-economico per tutto il Delta del Po. Quale impegno c'è stato dietro questa manifestazione? Beh, l'impegno è stato notevole, anche se non sembra, però organizzare una festa di questo spessore significa muoversi già diversi mesi prima. In questi ultimi giorni poi è una corsa continua. Fortunatamente ho avuto la possibilità di farlo, è una squadra che mi ha aiutato molto, una squadra fortissima, ho qui tutti gli amici della Proloco che mi hanno aiutato e tanti amici che non sono della Proloco, l'amministrazione comunale che ovviamente ci appoggia in tutto e per tutto e che ringrazio, il sindaco Bartolomeo che conosciamo. Speriamo che non succeda come l'anno scorso, perché adesso in questo momento scappa qualche piccola goccia di pioggia, ma speriamo sia di buon auspicio. Insomma. Quanta gente richiama questa manifestazione tutti gli anni? Allora, Per il 10° anno, ricordiamo. Esattamente, il 10° anno di attività della saga del pane di Loreo e ogni anno le persone si moltiplicano. E il numero preciso non lo so soltanto che i nostri maestri panificatori lavorano praticamente tutto il giorno e sfornano continuamente pane perché, lo ricordiamo, la degustazione di queste specialità è completamente gratuita, non soltanto il pane ma tutti i prodotti di enogastronomia locali e non che vengono qui a proporsi tutti gli anni. Quest'anno tra l'altro abbiamo ingrandito la festa del pane e praticamente l'abbiamo quasi raddoppiata con tutti i prodotti di enogastronomia. È una cosa bella e importante, è uno sforzo trovarli per un giorno solo perché la saga del pane è proprio vera e propria, un giorno solo, la terza domenica di giugno, però hanno saputo che la sagra è forte e robusta e quindi sono venuti volentieri. Giovanni Grisellini è il presidente delle Proloco Polesane. Qual è stato il vostro impegno per questa manifestazione? Beh, intanto ringrazio Giulio per l'invito a questa manifestazione. Per me è la prima volta che vengo qui e il mio aiuto è stato quello di consigliare nei regolamenti, nelle cose che loro che devono fare, i permessi, tutte queste cose che l'UNPLI dà come consulenza. Ecco, le consulenze alle Proloco. È molto importante mantenerle vive queste Proloco. Sì, molto importante e molto importante stare vicino alle Proloco, soprattutto a livello provinciale, regionale e nazionale, perché è una piramide l'UNPLI, la base delle Proloco, poi abbiamo il comitato provinciale, regionale e nazionale. Mauro Giuriolo è il presidente della Coldiretti di Rovigo. Quanto importante è la materia prima, proprio il frumento per la qualità del pane? È importantissima per diversi motivi, in primis perché è l'alimento più importante, basilare per quanto riguarda il pane, quindi l'alimento per antonomasia, ma soprattutto perché il progetto Coldiretti nell'origine vede che deve essere evidenziata ancora di più quella che è la materia prima. Purtroppo scopriamo che quotidianamente
i nostri alimenti sono fatti da produzioni o comunque sono fatti con grano, con mais, con prodotti che non sono di origine nazionale, ed è proprio questo il nostro obiettivo, e credo che questa festa del pane sia estremamente importante per mettere in risalto quella che è proprio l'origine delle nostre produzioni, l'origine del nostro grano. Il grano, tra l'altro, sapete bene che in Polesine ha una grandissima storia, e credo che scalzi proprio a pennello questa festa con quella che è l'obiettivo di Coldiretti. Il pane di Loreo è ormai famosissimo, ma quali caratteristiche ha? Questo è un pane caratteristico della nostra zona che facciamo come una volta con le fascine, con la legna, come ai tempi che si facevano negli anni 20, per tornare un po' come una volta. Con quali ingredienti? Olio, sale, lievito e basta, non esiste strutto, non esiste niente altro. Robe naturali, cose naturali ci sono. Di mais anche abbiamo. Quindi avete qualche altra varietà oltre alle classiche? Abbiamo fatto il tipo antico ma anche un po' più moderno, con le pezzature più piccoline, più comode, tipo con il sesamo. Ed è molto richiesto. È molto richiesto in questa zona, sì, perché sono tutte novità che ogni tanto facciamo qualche novità nuova. In base ai clienti, come ci domandano, noi creiamo qualcosa di nuovo. Anche per la salute fa bene perché è naturale. Perché è naturale, logicamente, non usando tanto strutto, non usando niente, è roba più naturale, più semplice che ci sia, più di così non si può. Quanti forni qui a Loreo producono questo tipo di pane? Questo tipo di pane lo produciamo solo noi in campagna, avendo un agriturismo facciamo come una volta. Gli altri sono forni più industriali, più moderni. Pane di Loreo, che caratteristiche ha? È un pane biscottato che dura 6 mesi, e all'olio, senza olio, con il sesamo. È un pane che viene usato sempre, che non va perso, che È buono per la salute. è buono per la salute. È secco, quindi è meno pesante del pane normale, si può mangiare di più, C'è molta richiesta, abbastanza. è diventato famoso. Noi lo serviamo in tutto il nord Italia e anche oltre, quindi dalla Val d'Aosta alla Sicilia il nostro pane c'è dappertutto. E quindi in tutti i panifici possiamo trovarli. Non tutti, però in gran parte dei panifici si può trovare. Ed è un'esclusiva vostra con ingredienti top secret? Eh sì, viene fatto con lo strutto, l'olio extravergine d'oliva, però c'è sempre qualcosa di nascosto.
love, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about?